Buon pomeriggio da Rovereto, arranca il partito, si gioca la nona giornata del campionato di A2 Elite, ovviamente girone di andata, grande attesa per il match che vede la formazione di casa alla sinistra ai vostri teleschermi in maglia rosso-blu ospitare una delle due capoliste, ovvero sia lo Sporting Altamarca con un completo verde pastello schierata alla destra dei vostri teleschermi. Vediamo subito le formazioni che sono scese in campo agli ordini degli arbitri Daniele Conti di Ancona e Antonio Daddato di Barletta, con cronometrista Andrea D'Aquino di Catania. La formazione dell'Olimpia Rovereto schiera col numero 6 Tiago, 7 Mufakir, 8 Gastaldello, 9 Frisenna, 10 Rafinha, 11 Hakimi, 14 Bazzanella, 17 Onzaka, 23 Cristel, 67 Vivian, col numero 12 secondo portiere Spangaro, il numero 13 è il portiere Danilo Veronesi. Lo Sporting Altamarca risponde col numero 4 Milovanovic, 6 Murga, 7 Cerantola, 8 Bon, 11 Veseli, 13 Modesto, 15 il portiere Gabriel Miraglia, 20 Barone, 23 Rosso, 30 Zarantonello, 31 Caregnato, secondo portiere il numero 12 Kovacevic, il mister Beppe Saiani per la formazione di casa e Luigi Pagana per il team dello Sporting Altamarca. Fra poco si inizia, diamo un'occhiata ai quintetti iniziali con Miraglia fra i pali nella formazione dell'Altamarca. Poi abbiamo col numero 7 Cerantola, col numero 6 Murga, e quindi proseguono il quintetto, il numero 31 Caregnato e completa la formazione, la formazione ospite Zarantonello col numero 30. L'Olimpia schiera tra i numeri 13 Danilo Veronesi fra i pali, poi abbiamo Tiago col numero 6, Rafinha col 10, Cristel col 23 e Hakimi con l'11. Questi due quintetti stiamo per partire, pubblico che comincia a riempire anche la tribuna di fronte alla nostra, un periodo anche di mercatini di Natale. Dopo un buon brûlé si viene a vedere la sfida fra l'Olimpia Rovereto e lo Sporting Altamarca. Rueda la pelota al Pala Marchetti, buon divertimento anche agli amici che stanno seguendo dalla Marca Trevigiana, con l'Olimpia ad impostare la prima azione. Hakimi ha ricevuto da Tiago, ancora Hakimi che serve per Cristel, che torna oggi a disposizione dopo una settimana d'assenza dovuto a un infortunio che gli ha fatto saltare la partita di Merate lo scorso sabato. Hakimi ancora ad impostare l'azione, affrontato da Zarantonello, la meglio Hakimi, poi Zarantonello cerca ancora di disturbarlo, si trova chiuso da Cerantola, dietro per Tiago, lo scambio con Hakimi, poi largo per Cristel, parallela per Rafinha che cerca Hakimi, Miraglia però aveva intuito la direzione del pallone ed è riuscito ad anticipare il numero 11 dell'Olimpia. Riparte ancora la formazione rossoblù con Rafinha attaccato da Murga che si mette sulle tracce del numero 10 brasiliano. Murga spagnolo, sicuramente uno degli elementi di spicco della formazione guidata da Pagana. Cerantola cerca di andare via Tiago, un rimpallo, poi la palla che rimbalza su Hakimi, la conclusione di Cerantola dopo il tocco di Zarantonello, ancora il tocco all'indietro per Murga, lo scambio, viene Caregnato a sinistra, lo scambio con il compagno di squadra, attenzione al passaggio per lo stesso Caregnato, chiude la strada al numero 31 Cristel, la palla è terminata in fallo laterale, rimessa a favore dell'Olimpia, effettuata da Hakimi per lo stesso Cristel, che poi di tacco affida ancora la palla al numero 11. Hakimi sempre a cercare Rafinha, su cui monta la guardia Murga, poi Hakimi largo per Cristel, palla ancora per Tiago, quindi Hakimi prova a far girare palla, di nuovo Cristel trova Tiago a sinistra, Tiago ancora in possesso di palla, riceve la palla a Cristel, squadra dell'Altamarca gioca uomo, intanto Veronesi serve Rafinha, sempre francobollato da Murga, bella il passaggio in profondità, il diagonale tentato da Hakimi,
buona chiusura di Zarantonello, poi l'attacco di Cristel giudicato falloso, è il primo fallo del match fischiato contro l'Olimpia, con Zarantonello che va a effettuare il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, primo arbitro, che è Daniele Conti di Ancona. Lo scambio tra Murga e Cerantola, poi ancora Zarantonello attaccato da Tiago, palla servita ancora all'ex Giorgione, palla respinta in fallo laterale da Hakimi. La rimessa è per la formazione di Pagana, affidata proprio a Cerantola, che cede indietro a Murga, palla larga per Caregnato, punta Caregnato, Cristel, ancora fallo fischiato contro Cristel, secondo per la formazione dell'Olimpia. Qualche rimostranza da parte di Rafinha verso il direttore di gara. Si ripartirà comunque col calcio di punizione a favore dell'Alta Marca. Sul pallone Zarantonello, che poi lascia l'incarico a Murga. Il destro di Murga è trovato da Tiago. Tiago trova largo Cristel. Cristel sul secondo palo, un po' troppo potente però per Hakimi, una via di mezzo. C'è stata anche la deviazione, quindi calcio d'angolo. Evidentemente la deviazione ha anche allungato la conclusione di Cristel. La battuta non riesce a intercettare Miraglia, che però ha deviato il pallone. Rimane il possesso palla per l'Olimpia in fase d'attacco. La rimessa affidata a Tiago, dietro per Hakimi, palla larga per Cristel, Cristel in mezzo per Hakimi, un tocco di Zarantonello, palla recuperata da Cristel che scambia con Tiago. Tiago forse trattenuto un po' da Zarantonello, che gli ha fatto perdere la corsa. Si prosegue comunque con Murga che imposta per Zarantonello, ancora Zarantonello per Cerantola, Cerantola attaccato da Tiago, il passaggio ancora largo per il numero 30 Zarantonello, lo scambio con Cerantola, di nuovo Murga, scambio ancora per Cerantola, Cerantola di nuovo il duello contro Tiago, palla però intercettata da Rafinha, Rafinha punta, va via a Murga con un tunnel, l'arbitro però dice che non è fallo, quindi si riparte con la rimessa dal fondo. Murga affida la sfera ancora a Caregnato, lo scambio poi con Cerantola, Cerantola di nuovo largo per Murga, parallela per Caregnato, chiuso da Hakimi. Per curiosità anche il cognome di Rafinha è Caregnato, ma non sono parenti i due giocatori. La rimessa affidata a Murga, attenzione all'arrivo di Zarantonello, chiuso da Rafinha. Palla ancora indietro per Miraglia, attenzione a Miraglia perché ha già segnato 2 gol quest'anno. Tentativo più che altro stesso palla con Cristel, con 3 minuti e 42 già trascorsi. Anticipo ancora di Caregnato, attenzione a Cerantola, attaccato da Rafinha, dietro allora il pallone per Zarantonello, largo per Murga che cerca la parallela, trova anche la deviazione di Cristel, permette quindi la rimessa laterale. Intanto fuori Caregnato, primo cambio per la formazione di Pagana con l'ingresso in campo di Baron col numero 20. La rimessa all'indietro per Murga, poi Zaranton per Cerantola, chiedo scusa, il tocco all'indietro ancora per Murga. Questo invece è Zarantonello che prova il controllo, attaccato da Tiago. L'ultimo tocco è di Zarantonello, rimessa per la formazione di casa, affidata ad Hakimi. Hakimi che deve trovare un compagno, trova Cristel dietro, poi largo per Rafinha. Rafinha ancora in direzione di Cristel che prova lo sprint su Baroni. Solo rimessa laterale, già battuta, male però da Baron, perché l'arbitro fischia il controfallo con la palla in movimento dal segnale. È entrato intanto Castaldello al posto di Cristel,
ed è lo stesso che va a effettuare la rimessa. Passaggio per Hakimi, il destro deviato da Zarantonello, poi Cerantola per Murga che cerca di disimpegnarsi, ruba palla Castaldello, poi rimbalza in modo strano davanti ad Hakimi, ma ancora in possesso l'Olimpia, sempre col duello che si rinnova fra Murga e Rafinha. Poi Zarantonello, la deviazione di Castaldello, quindi Cerantola non intercetta Baron, rimessa per la formazione dell'Olimpia affidata a Castaldello. Tocco all'indietro per Thiago, quindi Hakimi per Rafinha che riesce a girarsi, ma Murga rinviene, mette la palla in fallo laterale con Hakimi e Castaldello a effettuare la battuta. Poi Hakimi la lascia e scambia col numero 8, va via Hakimi sulla sinistra, palla in mezzo, interessante, non ci sono però compagni pronti ad arrivare, c'è addirittura il time out chiesto da mister Pagana dopo 4:54 di questo primo tempo, punteggio ancora fermo sullo 0-0, ci fermiamo anche noi per qualche istante. Si torna in campo con 15 minuti e 6 secondi da giocare in questo primo tempo. Time out richiesto dalla formazione ospite, che termina in questo momento. Si ripartirà quindi con la rimessa a favore della formazione dell'Altamarca affidata a Baron. Il tocco per Murga, ancora lo scambio col numero 20, di nuovo Murga largo per Cerantola, lo scambio, tocco all'indietro per Miraglia che trova libero Murga largo ancora per Zarantonello, lo scambio per Cerantola che punta a Castaldello, arriva anche Thiago, palla per compagno di squadra Baron che dà all'indietro, poi di nuovo Zarantonello e Baron a duettare, fa un buon lavoro di palleggio la formazione di ospite che scambia, poi Baron ancora, Murga che però non ha trovato compagni, quindi ha messo il pallone in fallo laterale, rimessa già effettuata con Thiago che imposta, palla per Hakimi ancora Thiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta il sinistro di Hakimi, poi Rafinha che addirittura va contro la porta sulla parata di Miraglia. Primo tiro in porta effettuato da Hakimi dopo 5 minuti e 48 secondi. Si riparte con Miraglia che ha già ceduto il pallone a Baron, poi chiuso Murga da Rafinha, ha rimesso ancora per Milano, intanto è entrato numero 13 Modesto che gli facciamo anche l'in bocca al lupo visto che da domani sarà con la nazionale Under 19 convocato da Pedrini. Sì, torniamo alla partita con Castaldello che ha servito Mufakir, poi ancora Rafinha sempre attaccato da Murga che ora lascia il campo a Zarantonello che rientra, attenzione all'errore di Mufakir che ha penetrato, bravo Thiago a chiudere sull'inserimento di Baron, poi Zarantonello che appoggia il pallone largo, il passaggio in avanti per Modesto da parte, tanto recupera palla Mufakir, poi Rafinha, arriva Thiago, poi Mufakir, si chiude però la difesa, rimane in possesso l'Olimpia, prova Castaldello, il destro di Castaldello, para Miraglia, intanto c'è il fallo di Castaldello che viene anche ammonito.
anche il terzo fallo questo per l'Olimpia. Intanto entrato anche Davide Onzacca. Intanto passaggio ancora per Baron sempre attaccato da Castaldello, che recupera palla, poggia indietro per Thiago, lo scambio, si accentra Castaldello, attaccato da Baron, largo per Thiago, duello con Modesto, poi arriva Veronesi a sbrogliare la matassa e mettere in fallo laterale. Rimessa affidata a Baron, attenzione al movimento, poi tiro di Zarantonello un po' sporcato, è entrato anche Bon con la maglia numero 8 per la formazione di Pagana, mentre l'Olimpia riparte con Thiago e Castaldello, la finta di Castaldello che va via Baron, il sinistro di Castaldello, ci mette i pugni Miraglia e mette in calcio d'angolo. 7-25 il tentativo di Castaldello che ha saltato sulla fascia Barone ed è andato al tiro. Calcio d'angolo dello stesso Castaldello, palla che però attraversa l'area, non ci sono compagni dalla parte opposta, sfuma quindi l'occasione. Bom, palla larga al tacco di Zarantonello, poi di nuovo il passaggio di Baron per Modesto punta Mufakir, si trascina però la palla in fallo laterale, dentro di nuovo Cristel al posto di Thiago, una rimessa laterale per l'Olimpia, sfidata Mufakir, pallone per Cristel, poi ancora Mufakir, lo scambio, buono Cristel per Onzacca, recupera poi Mufakir, la palla però gli scappa via, la rimessa è per la formazione dell'Alta Marca con Modesto che ha già affidato la palla a Caregnato, passaggio in avanti, il tentativo da parte di Modesto, tocca la palla a Veronesi. Rimessa per la formazione ospite, il tocco indietro Barone, il diagonale vincente da parte di Modesto che ha trovato lo spazio libero praticamente al primo tiro in porta, passa in vantaggio l'Alta Marca. Prova Onzacca, viene travolto da Caregnato, calcio di punizione per l'Olimpia, primo fallo dell'Alta Marca. Viene richiesto anche un provvedimento disciplinare dalla panchina di casa. Tanto già battuta la punizione, attenzione a Castaldello! Si immola lo stesso Caregnato che mette la palla in fallo laterale. La rimessa affidata a Castaldello, attenzione al movimento, palla però che arriva in braccio a Miraglia. Miraglia rilancia, recupera Mufakir, poi ancora Castaldello, si rinnova il duello con Baron, questa volta si accentra, serve Mufakir prova il colpo di tacco per Cristel, non trova spazio ancora per puntare l'Olimpia, vediamo che riesce Castaldello, poi Onzacca, si gira Onzacca, trova la porta, ci ha provato Davide Onzacca dopo 8:41. Riparte Miraglia, un rilancio lunghissimo a trovare Cerantola, ruba palla a Cristel, poi Mufakir avanza sulla destra, attaccato con successo da Cerantola. Palla recuperata da Bon, pallone che scappa via, arriva Veronesi mentre è rimasto a terra Cristel, problemi alla caviglia, sembra che possa rialzarsi, evidentemente c'è stato uno scontro in corsa con l'avversario,
Si riparte comunque con la rimessa a favore della formazione dell'Alta Marca, che poi restituisce il pallone a Veronesi. La rimessa di Veronesi per Christel, pallone per Mufakir, subito il pressing avversario, attenzione a Baron che questa volta la meglio sul Gastaldello, diagonale deviato da Veronesi in calcio d'angolo, anzi batte lo stesso Baron, tocca lì dietro per Cerantola, la finta il sinistro e spinge Veronesi, poi allontana in fallo laterale la formazione rossoblù. Siamo già per arrivare alla seconda parte del primo tempo. Intanto ora è rientrato veramente Zarantonello, prova Onzacca a disturbare, Miraglia manda il pallone in soffitta. Si ripartirà con la rimessa per l'Olimpia, 10:35 da giocare in questo primo tempo. Decide finora il gol di Modesto, per l'Alta Marca il vantaggio minimo 1-0. Palla di Christel per Onzacca, Onzacca prova a girarsi, il pallone ancora in mezzo per Christel, sempre Christel a puntare, il tentativo di Christel, per lui c'è il palo esterno, non c'è tocco di Miraglia. Buona iniziativa comunque dell'Olimpia. Ancora una rimessa di Zarantonello dietro per Miraglia, arriva Carignato che riceve lo scambio col compagno di squadra, poi Cerantola, attenzione al buon tentativo per Bom, leggermente lungo, rientra intanto Murga, infatti dall'altra parte c'era Rafinha, sembra che i due ormai studino, e c'è in campo anche Bazzanella. Riparte la formazione di casa con Gastaldello, poi Rafinha, ancora Gastaldello, attaccato da Bon, prova ad andarsene Gastaldello, viene un po' trattenuto. Il secondo fallo per la formazione dell'Alta Marca. Il tocco ancora per Gastaldello da parte di Rafinha. Gastaldello sempre a sinistra, prova a centrarsi, poi torna sui suoi passi, riprova ancora Gastaldello, la respinta di Murga in fallo laterale. L'Olimpia che cerca di trovare il varco giusto per andare a dar fastidio a Miraglia. L'Alta Marca per ora ha eretto bene il muro davanti al portiere in maglia bianca. Attenzione a Rafinha fra due, poi Gastaldello attaccato con successo da Cerantola che evita anche Bazzanella. Ancora lo scambio con Bon attaccato da Gastaldello e da Rafinha, la meglio Rafinha che va ora a impostare l'azione, le finta di Rafinha che poi punta, arriva in scivolata Zarantonello, poi il tocco per Murga da parte di Cerantola, attenzione a Murga, larga per Zarantonello, palla recuperata poi da Bazzanella che serve Rafinha, fuori intanto Hakimi, dentro Gastaldello, riparte Rafinha che poi si ferma, palla di nuovo indietro per Christel, lancia in avanti per Bazzanella attaccato da Murga, poi non riesce a girare il pallone per Hakimi, prova ad attaccare Cerantola, Bon per Murga, di nuovo Cerantola, lo scambio con Zarantonello, ancora l'ex Giorgione che scambia con Bon, poi ancora Cerantola, Zarantonello, il tocco di Murga, chiude Hakimi in fallo laterale. 8:28 in questo primo tempo, mancano da giocare, 1-0 Alta Marca, decide per ora il gol dell'azzurrino Modesto. La palla per Cerantola, pallone in profondità, l'intenzione era anche buona, Zarantonello però, anzi chiedo scusa, si tratta di un altro giocatore con la maglia numero 11, Veiseli, che è appena entrato. Le termiche verdi fanno un po' in velocità a scambiare i giocatori. Non è riuscito però ad arrivare Veiseli sul lancio di Cerantola, poi la rimessa è per la formazione dell'Olimpia, l'ultimo tocco per l'arbitro è stato di Murga. Rafinha che scambia con Hakimi,
Hakimi cerca spazio, lo controllano in due, ancora Rafinha, poi Bazzanella, si gira Bazzanella, passaggio sulla seconda palo, anche se in aria, non è arrivato in tempo però Hakimi. Riparte con la rimessa all'alta marca, attenzione al passaggio in mezzo per Cerantola, non lo molla Rafinha, tocco all'indietro, era partito dalla rimessa quindi poteva Miraglia, intanto attenzione a Zarantonello, chiude Bazzanella che riesce a far toccare il pallone al numero 30 avversario, rimessa già battuta, buon passaggio intanto no look di Rafinha per Bazzanella, Olimpia che riparte ora da sinistra con Hakimi per Thiago, anche lui è rientrato in campo. Di nuovo Rafinha, la finta di Rafinha, il passaggio in avanti, non ci arriva Bazzanella, non ci arriva nemmeno Thiago, sfuma l'occasione rossoblù, si riparte con la rimessa dal fondo di Miraglia, lo scambio con Murga e Veseli, quindi il tocco di Cerantola per Zarantonello, ancora Cerantola che rinnova il duello con Thiago, tocco all'indietro ancora per Murga, poi vediamo Zarantonello, lo disturba Hakimi, palla in fallo laterale per l'Olimpia. Rovereto, 7 minuti e 9 secondi da giocare, 1-0 alta marca, con la rimpostazione di Rafinha che però viene intercettata da Veseli, lo chiude Thiago, recupera Bazzanella che anticipa anche Rafinha, pallone ora per il numero 10 dell'Olimpia. Ovviamente arriva Bazzanella, poi la chiusura di Zarantonello che mette in fallo laterale con rimessa in fase d'attacco per l'Olimpia. Chiama lo schema Hakimi, deve effettuare appunto la rimessa, ha iniziato a contare il direttore di gara. Hakimi deve metterla in mezzo, ancora una volta però manca la connessione sullo schema da rimessa, palla sfugge via in fallo laterale ed è rimessa ora per la formazione ospite. Ancora Cerantola ad impostare, palla larga per Murga a cui sfugge la palla, la rimessa è per l'Olimpia. Vediamo ancora una rimessa rossoblù affidata ad Hakimi. Per Rafinha, Bazzanella prova a chiudersi e riesce Murga, l'ultimo tocco è di Bazzanella, rimessa già battuta da Murga per Cerantola largo per Zarantonello, è entrato in campo di nuovo l'autore del gol Modesto, attenzione al passaggio in avanti, Zarantonello riesce a scambiare con Cerantola trova un varco, prova al sinistro, chiude Bazzanella, deviazione che gira fino alla linea di fondo, sarà corner quindi per il team di Pagana, affidato a Cerantola, attenzione ai movimenti a incrocio della formazione ospite, pallone però non ben calciato da Cerantola, deve tornare indietro Modesto, affidare la palla a Miraglia che lancia ancora in profondità, Zarantonello buon controllo, Thiago cerca di disturbarlo, scaraventa il pallone in fallo laterale a Rafinha, chiama il fallo Thiago, ma gli arbitri non sono d'accordo con lui, palla all'indietro, attenzione a Murga, sporca la palla a Bazzanella, poi scambio di vedute fra Thiago e Murga. Si riparte con la rimessa per la formazione di casa, mentre è rientrato in campo Baron. Si riparte quindi con Rafinha che la mette in mezzo per Bazzanella, il tocco ancora per Thiago, quindi Hakimi attaccato, il pallone finisce sul laterale, poteva starci forse anche una trattenuta da parte del numero 20. Non è d'accordo il direttore di gara che assegna la rimessa alla formazione alta marca, torna in campo anche Gastaldello, la rimessa di Baron dietro per Zarantonello, largo per Murga, la palla torna a Zarantonello,
prova il pressing l'Olimpia con Rafinha, intercetta Hakimi e poi va a recuperare il pallone, cerca lo spazio Hakimi, il destro deviato, poi prova a ripartire la formazione ospite, deve tornare indietro Zarantonello, pressing ancora dell'Olimpia, Baron intercetta Castaldello, il miracolo doppio di Miraglia e dice di no a Castaldello. Ancora un buon intercetto del numero 8 dell'Olimpia Castaldello, poi Hakimi, la finta di Hakimi, poi Rafinha che voleva servire Castaldello però si è centrato proprio nel momento, qui Rafinha ha fatto il passaggio e quindi la palla è sfilata via. Rimessa affidata a Baron, tocco largo per Bon, viene avanti Bon, ancora per Baron, palla per Modesto, l'autore del gol che finora decide la partita numericamente. Attenzione, ancora passaggio in avanti, ancora Castaldello, va via Castaldello, palla però recuperata da Bon, non arriva da Hakimi. Olimpia che porta avanti buone azioni, certe volte però manca proprio l'ultimo passaggio. Intanto Murga scambia con Baron, ancora Murga, pallone per il compagno di squadra Bon sulla destra, il tentativo, controllo da parte di Veronesi, palla di nuovo per Rafinha, 4:10 da giocare. Thiago, ancora Hakimi, mentre risuona nel palazzetto l'incitamento da parte di mister Pagana per i suoi. Rimessa di Bon dietro ancora per Murga, palla larga, Baron, ancora il fischio del direttore di gara, quarto fallo dell'Olimpia. Ancora calcio di punizione per l'Altamarca, tocco indietro, palla per Murga, attaccato da Rafinha, palla che termina in fallo laterale. Rimessa di Hakimi, prova la parallela, però ha intercettato Caregnato. Sarà ancora rimessa quindi per la formazione rossoblù con Gastaldello. 3:48 di nuovo per Hakimi, lancia in profondità, sfugge a Bon la palla, arriva Rafinha attaccato da Murga, rinnova il duello, calcio d'angolo per la formazione dell'Olimpia Rovereto, che ora calcio piazzato per provare a far male alla formazione ospite. La battuta affidata a Rafinha, vediamo il movimento di Thiago, palla per Hakimi, destro che però un po' troppo telefonato, senza problemi Miraglia, il tocco di Murga però arriva direttamente a Veronesi, passaggio in avanti di Danilo Veronesi per Hakimi, poi Gastaldello dalla parte opposta per Thiago, Thiago perde la palla proprio mentre stava guardando il piazzamento dei compagni, mentre Veronesi chiama i compagni a marcare gli avversari. Intanto Mufakir, intanto nelle file dell'Olimpia al posto di Hakimi, imposta Caregnato, poi Baron attaccato da Rafinha, Miraglia, buon pallone per Bon, attenzione a Bon sulla sinistra, va via Bon, salta Castaldello, poi però chiude il cancello Thiago e mette in calcio d'angolo. La battuta va a Baron, palla a spiovere, il destro di Murga, intervento del direttore di gara che ha visto un blocco probabilmente perché è stato fischiato il fallo contro l'Altamarca, terzo di squadra in questo primo tempo. Sono due palloni in campo, si riparte col calcio di punizione, 2:58 al termine del primo tempo. Gastaldello fra due, palla larga per Mufakir, ancora Gastaldello, scambia, tratto anche Onzacca al posto di Rafinha, poi arriva Caregnato a toccare il pallone in fallo laterale.
rimessa per l'Olimpia con Mufakir, palla per Gastaldello. Gastaldello controlla i compagni, poi lascia di nuovo a Mufakir per Thiago, arriva Baron sulle sue tracce, di nuovo Onzaka a servire Thiago, rimane nella propria metà campo l'Olimpia. Attenzione al tocco all'indietro per Veronesi, il lancio in profondità per Onzaka, lo anticipa però Murga va via, bravo Gastaldello a recuperare, Gastaldello in contropiede, chiude Baron in calcio d'angolo, qualche sbavatura nell'impostazione ora dell'alta marca. 2:15 quando c'è il corner per l'Olimpia affidato a Gastaldello, pallone a spiovere, il tocco di testa di Bon che mette fuori causa il tentativo possibile di Mufakir, che per ora imposta l'azione, scambia con Onzaka, ancora Mufakir, di nuovo Mufakir in possesso di palla per Gastaldello contro Cerantola, chiusura di Cerantola, non ci sono fischi direttori di gara anche se Gastaldello sembra aver accusato un colpo, poi Cerantola va a scusarsi con il numero 8 dell'Olimpia. C'è intanto l'ammonizione per Frisenna, secondo ammonito per la compagine dell'Olimpia. Un minuto e 51 da giocare. Rimessa per Miraglia, poi Carignato per Baron, lancio profondo di Baron, ma non ci sono maglie verde pastello nella zona e quindi si riparte con Veronesi, il tocco per Mufakir, 100 secondi al termine del primo tempo con Gastaldello, ancora lo scambio con Mufakir, braccato da Bon, non può darla a Veronesi, infatti arriva Thiago a calciare in avanti. Un buon pressing da parte dell'alta marca che non ha permesso all'Olimpia di impostare l'azione. Miraglia, Baron, attenzione a Cerantola che riceve, palla larga per Carignato, il tocco d'esterno che intendeva servire Baron, la palla è uscita in fallo laterale. Ancora la rimessa per il numero 8 dell'Olimpia che sta ancora chiedendo lume all'arbitro probabilmente sul precedente scontro. Pallone per Thiago che dà la palla a Mufakir, di nuovo Thiago in profondità, Onzaka, buon controllo, palla bella sul secondo zona dove c'è Thiago che duella con Ceranto, la rimessa per la formazione dell'alta marca. Bella apertura di Onzaka per Thiago che poi non è riuscito a saltare Cerantola. Intervento di Carignato che fa imbestialire un po' il pubblico visto che l'arbitro non interviene. Di nuovo Carignato a destra, attenzione, tentativo chiuso da Mufakir. Si riparte con la rimessa, se l'arbitro si decide forse a chi assegnarla, per lui è della formazione ospite, palla ancora per Cerantola, di nuovo Baron ancora all'indietro, un po' in difficoltà Cerantola che deve inseguire il pallone, le finte per provare a saltare Onzaka, poi però il pallone largo per Carignato, sarà ancora rimessa per l'Olimpia che deve un po' tenere ora a freno anche le proteste. 31 secondi da giocare, pallone per Mufakir, palla larga per Rafinha, attaccato da Cerantola, questa volta l'arbitro fischia, con applausi ironici della tribuna. Quarto fallo anche per la formazione dell'alta marca. Attenzione a Thiago, Miraglia penso anche con il petto è riuscito a deviare, si dimostra sicuramente uno dei migliori portieri di categoria, al numero 15. Ancora una conclusione dell'Olimpia.
Bella, bella. Attenzione ancora a Thiago, chiuso da Cerantola. Ultimo secondo ormai, quindi partita che sta per andare negli spogliatoi. Infatti suona la sirena, primo tempo Olimpia che ha provato di più, ma per l'alta marca il tiro vincente di Modesto finora decide le sorti del match. Ci sono ancora 20 minuti da giocare, noi ci risentiamo per il secondo tempo di questo match fra l'Olimpia Rovereto e lo Sporting Altamarca. Più tardi. Gian Antonello che poi lascia l'incarico a Murga, il destro di Murga è trovato da Thiago. Thiago trova largo Christel sul secondo palo, un po' troppo potente per il laterale, rimessa già effettuata con Thiago che imposta, palla per Hakimi ancora Thiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta il sinistro di Hakimi, poi Rafinha che arriva Thiago, poi Mufakir, si chiude però la difesa, rimane in possesso l'Olimpia, prova Gastaldello, il destro di Gastaldello, para anche Bon con la maglia numero 8 per la formazione di Pagana, mentre l'Olimpia riparte con Thiago e Gastaldello, la finta di Gastaldello che va via Baron, il sinistro di Gastaldello ci mette i pugni Miraglia. Rimessa per la formazione ospite, il tocco indietro Barone, il diagonale vincente da parte di Modesto che ha Fakir prova il colpo di tacco per Christel, non trova spazio ancora per puntare l'Olimpia, vediamo che riesce Gastaldello, poi Onzaka, si gira Onzaka, trova la porta, palla di Christel per Onzaka prova a girarsi, il pallone ancora in mezzo per Christel, sempre Christel a puntare, il tentativo di Christel, per lui c'è la formazione ospite, deve tornare indietro Zarantonello, pressing ancora dell'Olimpia, Baron intercetta Gastaldello, il miracolo doppio di Miraglia che dice la battuta va Baron, palla a spiovere, il destro di Murga, intervento del Gian Antonello che poi lascia l'incarico a Murga, il destro di Murga è trovato da Thiago trova largo Christel sul secondo palo, un po' troppo potente per il laterale, rimessa già effettuata con Thiago che imposta, palla per Hakimi ancora Thiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta il sinistro di Hakimi, poi Rafinha che arriva Thiago, poi Mufakir, si chiude però la difesa, rimane in possesso l'Olimpia, prova Gastaldello, il destro di Gastaldello, para anche Bon con la maglia numero 8 per la formazione di Pagana, mentre l'Olimpia riparte con Thiago e Gastaldello, la finta di Gastaldello che va via Baron, il sinistro di Gastaldello ci mette i pugni Miraglia. Rimessa per la formazione ospite, il tocco indietro Barone, il diagonale vincente da parte di Modesto che ha Fakir prova il colpo di tacco per Christel, non trova spazio ancora per puntare l'Olimpia, vediamo che riesce Gastaldello, poi Onzaka, si gira Onzaka, trova la porta, palla di Christel per Onzaka prova a girarsi, il pallone ancora in mezzo per Christel, sempre Christel a puntare, il tentativo di Christel, per lui c'è la formazione ospite, deve tornare indietro Zarantonello, pressing ancora dell'Olimpia, Baron intercetta Gastaldello, il miracolo doppio di Miraglia che dice la battuta va Baron, palla a spiovere, il destro di Murga, intervento del
Zanantonello che poi lascia l'incarico a Murga, il destro di Murga è trovato da Thiago trova largo Christel sul secondo palo, un po' troppo potente per il laterale, rimessa già effettuata con Thiago che imposta, palla per Hakimi ancora Thiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta il sinistro di Hakimi, poi Rafinha che arriva Thiago, poi Mufakir, si chiude però la difesa, rimane in possesso l'Olimpia, prova Gastaldello, il destro di Gastaldello, para anche Bon con la maglia numero 8 per la formazione di Pagana, mentre l'Olimpia riparte con Thiago e Gastaldello, la finta di Gastaldello che va via Baron, il sinistro di Gastaldello ci mette i pugni mirati. Zanantonello che poi lascia l'incarico a Murga, il destro di Murga è trovato da Thiago trova largo Christel sul secondo palo, un po' troppo potente per il laterale, rimessa già effettuata con Thiago che imposta, palla per Hakimi ancora Thiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta il sinistro di Hakimi, poi Rafinha che arriva Thiago, poi Mufakir, si chiude però la difesa, rimane in possesso l'Olimpia, prova Gastaldello, il destro di Gastaldello, para anche Bon con la maglia numero 8 per la formazione di Pagana, mentre l'Olimpia riparte con Thiago e Gastaldello, la finta di Gastaldello che va via Baron, il sinistro di Gastaldello ci mette i pugni mirati. Rimessa per la formazione ospite, il tocco indietro Barone, il diagonale vincente da parte di Modesto che ha Fakir prova il colpo di tacco per Christel, non trova spazio ancora per puntare l'Olimpia, vediamo che riesce Gastaldello, poi Onzaka, si gira Onzaka, trova la porta, palla di Christel per Onzaka prova a girarsi, il pallone ancora in mezzo per Christel, sempre Christel a puntare, il tentativo di Christel, per lui c'è la formazione ospite, deve tornare indietro Zanantonello, pressing ancora dell'Olimpia, Baron intercetta Gastaldello, il miracolo doppio di Miraglia e dice la battuta va Baron, palla a spiovere, il destro di Murga, intervento del Zanantonello che poi lascia l'incarico a Murga, il destro di Murga è trovato da Thiago trova largo Christel sul secondo palo, un po' troppo potente per il laterale, rimessa già effettuata con Thiago che imposta, palla per Hakimi ancora Thiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta il sinistro di Hakimi, poi Rafinha che arriva Thiago, poi Mufakir, si chiude però la difesa, rimane in possesso l'Olimpia, prova Gastaldello, il destro di Gastaldello, para anche Bon con la maglia numero 8 per la formazione di Pagana, mentre l'Olimpia riparte con Thiago e Gastaldello, la finta di Gastaldello che va via Baron, il sinistro di Gastaldello ci mette i pugni mirati. Rimessa per la formazione ospite, il tocco indietro Barone, il diagonale vincente da parte di Modesto che ha Fakir prova il colpo di tacco per Christel, non trova spazio ancora per puntare l'Olimpia, vediamo che riesce Gastaldello, poi Onzaka, si gira Onzaka, trova la porta, palla di Christel per Onzaka prova a girarsi,
il pallone ancora in mezzo per Christel, sempre Christel a puntare, sta per riprendere il match, quindi secondo tempo dell'incontro del nono turno del campionato A2 Elite Girone A fra l'Olimpia Rovereto alla destra dei vostri teleschermi in questa ripresa contro la formazione lo Sporting Altamarca, capolista del girone assieme al Mantova. Tra l'altro il Mantova ha già giocato ieri, ha vinto e quindi si è riportato avanti da solo, l'Altamarca che ha chiuso in vantaggio 1-0 il primo tempo con la rete firmata dall'azzurrino Modesto dopo 8 minuti e 2 secondi. Olimpia che ha trovato Miraglia quasi sempre pronto alle parate e quindi siamo pronti per altri 20 minuti effettivi sicuramente accesi, come sono stati i primi. Quintetto confermato per la formazione di casa come quello del primo tempo, con Veronesi, Christel, Rafinha, Thiago e Hakimi. Arriva ora Miraglia, il quintetto con Zarantonello, Caregnato, Cerantola e Murga, confermato anche da Pagana. Rueda di nuovo la pelota qui al Pala Marchetti, buon divertimento anche per la ripresa. Zarantonello che scambia con Cerantola, poi arriva Murga, duello che si rinnova con Rafinha, passaggio in avanti di Miraglia ancora per Murga, poi Zarantonello, Caregnato, la palla larga ancora per Cerantola. Di nuovo per Zarantonello, fa girare il pallone la formazione di Pagana. Attenzione ancora a Cerantola contro Hakimi. Cerantola che si accentra al destro, la respinta di Veronesi. Poi Thiago manda il pallone in fallo laterale. Rimessa per Zarantonello su Murga. Ancora Zarantonello, scambio col Cerantola, recupera Rafinha al dribbling, poi torna indietro, tocco per Hakimi, va giù Hakimi, fallo di Murga, primo fallo contro la formazione dell'Altamarca e il punto di battuta che va ovviamente a Hakimi dopo 48 secondi di riavvio di match in questo secondo tempo. Hakimi, sono Murga e Caregnato in barriera, poi Caregnato ovviamente va all'altezza del palo mentre Miraglia continua a sgolarsi per dare indicazioni da parte della rincorsa. Hakimi prova però Murga che respinge la sua calcio di punizione. Lo stesso Hakimi a effettuare la rimessa laterale, dietro per Christel, palla per Thiago, buona in profondità, ancora duello Murga-Rafinha, buon passaggio di Rafinha, arriva Christel da fondo campo, la palla è deviata da Miraglia, non riesce a trattenerla, il calcio d'angolo per l'Olimpia che ha subito iniziato col piede pigiato sull'acceleratore in questa ripresa. La battuta di Rafinha che ha cercato di trovare spazio in mezzo ma ha chiuso bene Cerantola, tocco all'indietro, prova Thiago, deviata ancora, terzo corner di fila per l'Olimpia. Di nuovo il passaggio all'indietro, attenzione da Hakimi, una respinta, Rafinha, Thiago, Rafinha, poi ancora Hakimi che deve però darla a Veronesi, palla per Thiago, poi Hakimi in profondità per Rafinha. Elegante controllo, va via Rafinha, largo Christel, Hakimi, Miraglia, anche lui, bravi sia il tiratore che il portiere anche in questa occasione. 1,26. Pallone in avanti, di nuovo Rafinha a recuperare, prova Hakimi, le finte, Hakimi di sinistro, secondo palo di Rafinha che non ha trovato lo spazio, cercato il tocco di fine. Tanto c'è il fischio dell'arbitro per un fallo di Caregnato, secondo per l'Altamarca.
Ancora Rafinha dietro per Thiago, poi Hakimi contro Zarantonello, palla in mezzo. Sempre Rafinha ad impostare l'azione, profondità per Thiago, va via Thiago, palla che non riesce a calciare per l'opposizione di Cerantola. Poi Murga ancora per Cerantola. Intravediamo che è entrato in campo anche l'autore del gol Modesto ed è rimessa laterale con Hakimi che arringa la folla per aumentare i decibel del tifo. Tocco all'indietro per Christel, poi Thiago, ancora Christel, scambio con Thiago, tocco all'indietro per Veronesi che lancia in profondità Rafinha sempre col duello con Murga, Rafinha ancora, lo chiude Modesto, poi Rafinha, l'arbitro fischia. Credo che si tratti di rimessa laterale. Fate così, passaggio per Zarantonello, è entrato anche Baron che riceve palla larga per Modesto, pallone in avanti, attenzione a Modesto ancora, pericoloso, il diagonale termina però sul fondo, è rimasto a terra intanto Baron. Quasi 3 minuti trascorsi, Olimpia che prova ancora a recuperare lo svantaggio, non è ancora arrivato il tocco giusto per superare Miraglia, anche se le occasioni ci sono state. Rimessa che effettua Thiago, poi Christel, Hakimi, palla in profondità di Hakimi, Christel dà l'ok comunque al suo compagno che lo aveva cercato sulla fascia opposta. La rimessa di Miraglia, rilancio lungo per Baron che non riesce però a controllarla al meglio. Tocca ora a Veronesi effettuare la rimessa, anche lui lunga per Rafinha che va via, lo chiude Zarantonello, questa volta c'è il giallo per il numero 30 dell'Alta Marca con calcio di punizione fischiato a favore della formazione di casa e terzo fallo per l'Alta Marca. Ora il direttore di gara, che è il signor Daddato di Barletta, mette a posto la barriera formata da Barone e da Modesto, se non vado errato, infatti si c'è Cerantola in mezzo, ora Baron sfila sul palo. Hakimi che cerca qualche buco, Hakimi, niente, barriera ancora, di nuovo Hakimi, respinta ancora, terzo tiro, c'è Miraglia. Pericolo, attenzione però Christel, va giù, si prosegue con Cerantola chiuso da Christel, palla torna indietro per Zarantonello, il destro di Zarantonello sul fondo. Intanto c'è un fischio arbitrale, ancora la panchina ammonita. Secondo portiere Spangaro, terzo ammonito nelle file dell'Olimpia. Si riparte con Thiago che ha ricevuto da Veronesi, poi Hakimi, ancora Thiago, c'è in campo anche Gastaldello che ha ricevuto, lancia in avanti, Bazzanella, anche lui è entrato, recupera palla Bazzanella, palla però esce in fallo laterale, chiama la rimessa Gastaldello, per l'arbitro
e della formazione ospite. Rilancio in avanti, attenzione a Modesto, attaccato da Bazzanella, va via Hakimi, cerca Gastaldello, ma in quel momento era un po' ostacolato dagli avversari, non è riuscito a girarsi in tempo, quindi occasione che sfuma. Rilancio lungo di Miraglia con precisione per Baron, che però accartoccia il conclusione e termina a fondo campo. La rimessa lunga di Veronesi a cercare Bazzanella, anticipato da Cerantola, attenzione a Baron, trova la superiorità numerica, Baron però non trova Modesto, palla sfila in fallo laterale. 15:42 da giocare, sempre 1-0 per l'Altamarca. Gastaldello dietro per Thiago, poi Hakimi, ancora Thiago, pallone in avanti per Bazzanella, duello con Zarantonello che si rinnova, dietro ancora per Hakimi, il rilancio ancora lungo però di Hakimi che va direttamente a Miraglia, il tocco per Zarantonello, poi Cerantola, di nuovo palla larga per Modesto, si accentra Modesto, poi tocco per Cerantola contro Gastaldello, porta palla a Cerantola, va via Cerantola, bel tiro di Cerantola che si stampa sull'incrocio dei pali, gran conclusione da defilatissimo di Cerantola. Ancora duello che si rinnova come prima, ancora Cerantola, la palla passa via, contropiede Olimpia, Thiago contro Baron, Thiago fuori, anzi era Carignato il giocatore, ah no era Baron, mentre è rimasto contuso Cerantola che si ferma, probabilmente crampi. Problemi per Cerantola, al suo posto entra Bon. Rimessa di Miraglia, trovare Carignato che però ha oltrepassato la linea della rimessa laterale. C'è in campo che Mufakir per l'Olimpia che ha rinnovato 3 quinti del quintetto. Ancora Thiago, va via Thiago largo per Bazzanella, si gira Bazzanella, deviato il tiro da Baroni, calcio d'angolo. Con 14 minuti e 34 da giocare, alla battuta Bazzanella, attenzione ai movimenti, tocco per Gastaldello che deve tornare indietro, ancora Gastaldello, danza sul pallone con Bon, saltato, mette la palla, ribatte però Barone, attenzione al contropiede di Bon, palla larga, attenzione, palla in mezzo, bravissimo Thiago a chiudere sul tentativo di Zarantonello, pallone che poi sfila via, recuperato dai giocatori di Pagana con Carignato ad impostare con Baron di nuovo per Bon, passaggio largo per Zarantonello, prova a intercettare Mufakir, poi tocca a Bazzanella in fallo laterale. 13:57 al termine del match, 1-0 per lo Sporting Altamarca, decide il gol di Modesto all'inizio del 9° minuto del primo tempo. Bon, palla per Carignato, fugge via, fuori Thiago, dentro Cristel, di nuovo dentro Rafinha per Gastaldello, Rafinha che dà il pallone a Cristel, poi largo Mufakir, di nuovo Rafinha, scambio ancora con Mufakir, arriva il duello fra Carignati, bravissimo intanto Cristel a saltare Baron, va giù Cristel, l'arbitro però dice di no, rilancia in avanti, ora decisione contestata ma la trattenuta c'è stata, che poi Cristel sia caduto un metro avanti, intanto Rafinha, la palla che scivila a fil di palo, deviazione in calcio d'angolo. Intanto viene ammonito Bertolini, il vice di Saiani.
calcio d'angolo di Bazzanella, il volo Mufakir poi desiste e la palla deviata ancora. Pallone in mezzo, anticipato Bazzanella che poi va a recuperare il pallone. Caregnato manda in fallo laterale. Olimpia che prova ancora a spingersi in avanti a cercare il pari. Cristel, poi Rafinha, palla ancora per Cristel, ancora qualche protesta dal pubblico. Di nuovo Miraglia, pallone in profondità, attenzione, buono il controllo di Murga, poi palla larga per Baron che scambia con Caregnato, ancora Baron e poi Murga di nuovo per il giocatore avversario Baron, poi Rafinha chiuso da Baron, alla meglio poi Baron, ma arriva Mufakir indietro per Veronesi, non c'è soluzione di continuità, la palla passa da una maglia all'altra, una squadra all'altra, con Rafinha che riceve ancora palla. Di nuovo passaggio in profondità, intercetta Murga, attenzione al contropiede, ancora Murga che prova, si allunga Veronesi, stile Yuri Keki, riesce a respingere e controllare poi il pallone. Vediamo Rafinha, Mufakir, ancora Rafinha, Bazzanella non si completa il triangolo anche per l'opposizione di Murga che ha un po' chiuso la strada a Rafinha. Attenzione a Caregnato, palla larga per Bon, chiuso da Mufakir. Caregnato, chiedo scusa, ancora Mufakir dietro per Rafinha che vede l'omonimo avversario Caregnato problemi muscolari credo, e allora manda la palla in fallo laterale per far entrare i medici della formazione dell'Alta Marca. Problemi per Caregnato, forse alla caviglia se non vado errato, al piede, deve uscire Caregnato, ovviamente zoppicante, ovviamente perché è entrato il medico a curarlo. Ora vediamo zoppicante Caregnato sostituito da Modesto che finora è l'unico realizzatore in questo incontro. Riprende il gioco con restituito il pallone alla formazione dell'Olimpia. Si riparte con la rimessa di Veronesi per Cristel, poi Hakimi ancora per Cristel, poi Rafinha in mezzo, attenzione a Modesto che anticipa Hakimi, deviazione di Rafinha in calcio d'angolo, pericolo per la formazione di casa, è stato però Rafinha in tempo ad arrivare sul tentativo del giocatore avversario che stava per tirare verso Veronesi. Attenzione ancora Murga al destro, controlla Veronesi che poi non trova compagni per il lancio lungo, allora cede a Rafinha, quindi Hakimi, palla in profondità, Bazzanella il controllo, Bazzanella per Cristel col destro, palla a fil di palo, ancora una volta vicina l'Olimpia alla porta ma non riesce a far breccia. Palla in mezzo, recupera Rafinha, poi Bazzanella, ancora Rafinha, va giù Bazzanella, il fallo di Bon che subisce il giallo, secondo ammonito, è rimasto a terra Bazzanella, colpito al volto credo, infatti vedo tanto 4 falli per l'Alta Marca. Pubblico che prova ad incitare i propri beniamini, quasi siamo dentro nell'ultimo quarto di gara, va via Hakimi, però la palla ha oltrepassato la linea gialla e quindi sarà rimessa per la formazione dello Sporting Alta Marca affidata a Bon, giocatore appena ammonito. Passaggio per Miraglia,
palla larga, qualche problema per Cerantola, infatti lo intercetta Hakimi, poi un tacco che non trova Rafinha, solamente l'o del pubblico per un po' di disappunto perché non si è concretizzato lo scambio. Ancora Murga, palla che va via verso Bon, non ci arriva però Bon perché corre il pallone, la palla termina a fondo campo, ancora rimessa per l'Olimpia, laterale, viene fatto arretrare Rafinha che poi cede la palla a Christel, in campo c'è anche Thiago, mentre Hakimi attaccato da Murga, ancora Hakimi non riesce a controllare il pallone, la palla termina in fallo laterale. Fuori intanto Bazzanella, dentro Gastaldello. Attenzione ancora ai movimenti della compagine di Pagana, passaggio di Modesto per Bon che però non è riuscito ad agganciare il pallone, sarà ancora rimessa Olimpia. Da 8 secondi siamo nell'ultimo quarto di gara. Hakimi per Thiago, ancora Hakimi, passaggio in avanti per Rafinha, di mestiere Murga fa arrivare il pallone a Miraglia, attenzione ancora Modesto, ancora lo scambio con Bon, anzi non era Modesto ma Cerantola che vediamo in possesso ancora di palla, il tocco largo, ancora Murga per Cerantola, Cerantola si accentra, serve Bon indietro ancora per il numero 7, poi Murga, si muove Modesto sull'ultima linea, però Murga non trova compagni e manda il pallone in fallo laterale. Rimessa è per l'Olimpia, cambio intanto con l'ingresso di Baron al posto di Bon, cambio in rima possiamo dire. Thiago che scambia con Hakimi, ancora Thiago, intercetta però Baron, ma Baron non approfitta dell'omaggio, non scarta il regalo e manda la palla in fallo laterale. Rimessa per la formazione di casa, affidata ad Hakimi. Palla per Thiago. Viene avanti Thiago, ha spazio per impostare. Poi si avvicina Modesto, scambia con Hakimi, lancia in avanti, un po' troppo lungo. Mentre il Baron parla con i propri tecnici. Attenzione intanto ancora a Cerantola che si porta la palla in fallo laterale con diciamo l'aiuto di Hakimi. La palla per Rafinha, ancora Hakimi, scambio fra i due, poi arriva Gastaldello a sinistra, di nuovo Rafinha alza la linea difensiva, fallo di Baron ed è quinto fallo per l'Alta Marca, quindi sarà calcio di punizione e attenzione perché poi sarà sempre tiro libero per l'Olimpia. Riparte Gastaldello, duello con Zara Antonello, ancora Gastaldello che trova Hakimi, lancia in avanti, il tocco di Rafinha, Hakimi va giù, si prosegue, poi bravo Gastaldello a recuperare, ancora Gastaldello che danza sul pallone, poi largo per Thiago, Thiago ancora Gastaldello, avanti per Hakimi, Hakimi che attenzione a Rafinha, era palla intercettata da Murga, Rafinha cercava il rimorchio, forse poteva anche tirare. Una rimessa per la formazione di casa che torna a spingere in avanti con Hakimi, si muove, riceve Rafinha, prova Hakimi, palla però colpita non perfetta, finita fuori, lancio in avanti, Rafinha che disturba il controllo di Modesto, fuori Hakimi, dentro Christel, la rimessa è per l'Olimpia ed è Gastaldello che va a effettuare la battuta con 8 minuti da giocare, 1-0 per lo Sporting Altamarca. Va via Gastaldello, Gastaldello ancora in dribbling, Gastaldello per Rafinha, Rafinha dietro, Christel sbuccia il pallone, forse non si aspettava il passaggio, intanto dentro Caregnato che ha recuperato i problemi al piede.
Baron a effettuare la rimessa, lo scambio con Murga, ancora Baron largo per Zarantonello. Zarantonello arriva nel raggio di Thiago, tocco in avanti, attenzione a Murga che si gira, palla esce sul fondo, non c'è stata deviazione. La rimessa di Veronesi, tocca corto per Thiago, Thiago largo per Gastaldello, ancora Thiago, poi Rafinha, ancora Rafinha, buono il varco, Christel, poi Thiago, palla rimane in campo, Thiago che cerca spazio, controllato da Murga, finisce giù Thiago, l'arbitro però non interviene, anzi ammonisce Thiago per protesto. Si riparte quindi con la rimessa laterale a favore dell'Alta Marca, con Zarantonello che deve aspettare il fischio dell'arbitro perché c'è stata, intanto viene allontanato dalla panchina il vice Bertolini che era stato ammonito in precedenza. Ancora recriminazioni fra panchina dell'Olimpia e direzione di gara. La rimessa di Zarantonello per Miraglia. Miraglia che arriva al limite dei 4 secondi, allora calcia in falla laterale. Rimessa di Thiago dietro per Christel. Christel ancora in avanti, va Rafinha. Rafinha contro Miraglia, tocco per Thiago anticipato, poi Christel. È stato bravo Baron ad arrivare quell'attimo prima di Thiago. La rimessa affidata a Bon, intercetta ancora Rafinha. Palla che tocca Caregnato, poi però Christel la recupera. 6 minuti e 54 secondi da giocare, 1-0 Alta Marca. Olimpia che continua a provare a trovare almeno il gol del pareggio. Tanto attenzione perché Baron ora anticipa Rafinha, il destro pericoloso di Baron che scibila a fil di palo. Palla intanto uscita in fallo laterale, rimessa per l'Alta Marca affidata a Baron. All'indietro per Zarantonello, ancora il tocco per Baron, largo dalla parte opposta Bon da Miraglia. Miraglia rilancio lungo, controllo di Baron attaccato da Gastaldello, gli ruba palla, poi arriva anche Christel a dar una mano, arriva Gastaldello, Miraglia, anche lui, Yuri Checchi dalla parte opposta. Intanto la deviazione di Rafinha, tentativo di Carregnato, palla recuperata ancora dall'Alta Marca, poi la perde di nuovo Carregnato. La parte opposta Zarantonello non inquadra la porta. 5:43 da giocare. La rimessa per la formazione dell'Olimpia, ma si è spostata anche la porta in precedenza e quindi si riparte col fischio dell'arbitro. La rimessa di Veronesi per Christel. Thiago, ancora Christel. Scambio ancora con Thiago, passaggio in avanti, Rafinha non riesce a tenere il pallone in campo, sarà rimessa per l'Alta Marca affidata a Bon, per Murga attaccato da Thiago, poi palla larga, lancio in avanti intercettato di Cerantola,
Pallone uscito in fallo laterale, rimessa per l'Alta Marca con Bon per Murga. Murga attaccato da Thiago, dietro allora per Miraglia. Miraglia spazia, attenzione perché ha già fatto 2 gol. Pallone finisce sopra la traversa. Viene richiesto il pallone che però arriva da dietro Veronesi, quindi si può ripartire. Hakimi che è rientrato in campo al posto di Gastaldello, chiuso Christel da Cerantola. Un duello che si rinnova dopo che i due si sono affrontati quando il numero 7 giocava nel Futsal Giorgione. Attenzione intanto a Rafinha, non lo molla Modesto. Rafinha largo per Christel, finisce giù Rafinha, Christel avanti per Thiago. Thiago attaccato da Murga, Thiago lascia la palla a Rafinha, Rafinha dietro ancora per Veronesi, rilancio lungo di Veronesi, controllo di Hakimi, palla che però gli sfugge. E arriva Miraglia di nuovo ad impostare l'azione, Cerantola, Bon, Murga, lancia in avanti per Bon, chiude bene Veronesi che guadagna anche la rimessa laterale. Rimessa affidata ad Hakimi. 4:33 ancora. Passaggio per Rafinha, palla recuperata da Bon, chiuso da Rafinha che poi va a recuperare ancora un pallone, va giù Rafinha che poi manda la palla in fallo laterale. Caduto per sfinimento Rafinha. Serve anche l'ingresso in campo di Lorenzo per asciugare dove Rafinha caduto, non ce la fa più Rafinha, quindi dovrà lasciare il campo a Bazzanella. Ora è il turno di Pagana a lamentarsi col direttore di gara. Si riparte con la rimessa che sarà per la formazione dell'Alta Marca, il tocco all'indietro per Murga, poi Cerantola, va via Thiago, bravo Christel in scivolata, poi ancora Thiago per Bazzanella, poi la palla che era verso Christel, però arriva lui in anticipo sulla palla che passa via fra lui e Cerantola e termina in fallo laterale. Non è fortunata l'Olimpia. Passaggio ancora a Christel che anticipa, Christel con la puntata, palla fuori, non è deviata, è deviata dice l'arbitro e quindi sarà calcio d'angolo. Attenzione ad Hakimi che prende addirittura Christel, indietro per Veronesi, 4 minuti al termine. Olimpia che si ributta in avanti, Veronesi per Bazzanella. Prova ad andarsene Hakimi a Bon, primo dribbling, Hakimi deviato, calcio d'angolo, l'ennesimo per l'Olimpia. 3:37, ricordiamo Alta Marca con 5 falli a 0 addirittura. Il tocco per Hakimi in mezzo a Bazzanella, prova Bazzanella e lo mette nell'angolino per il boato del Palamarchetti. Firmato Mirko Bazzanella sul calcio d'angolo e la conclusione a fil di palo. Non ci è arrivato nemmeno Miraglia, pubblico che ora è in visibilio dopo il pareggio firmato da Mirko Bazzanella, terzo gol stagionale per il numero 14. 3 minuti e 27 da giocare, 1-1 il punteggio. Intanto Christel che va a disturbare Modesto, il tocco all'indietro per Miraglia,
Miraglia largo, speriamo che arrivi la voce perché veramente qua c'è un frastuono. Intanto Modesto diagonale senza problemi per Veronesi, poi di nuovo Bazzanella per Tiago, rallenta un attimo l'Olimpia. Hakimi contro Modesto, Hakimi dietro ancora per Tiago largo per Bazzanella riesce a tenere il pallone in campo, tocco per Hakimi, di nuovo Tiago sempre con Modesto sulle sue tracce. Hakimi, anticipo di Cerantola, il tocco in fallo laterale. Bazzanella che chiama il cambio, rientra Rafinha, pronto anche Gastaldello, tanto si aspetta il pallone per la rimessa. Dentro di nuovo Caregnato e Zarantonello nelle file dell'Alta Marca, rimessa all'indietro, lo scambio, pallone largo per Zarantonello che non la dà Cerantola, apre a Murga, attenzione perché è rimasto a terra Zarantonello, non si accorge Caregnato, la palla rimane lì. Hakimi, poi Tiago in mezzo, palla in fallo laterale, ammonito Murga. Sta dicendo Tiago che prima l'azione comunque l'aveva portata avanti la formazione ospite, intanto volano altri cartellini. Non abbiamo capito chi è stato ammonito Pagana di sicuro da una parte, dall'altra però non so perché c'erano il numero 6 dice, ammonito Murga, ammonito Pagana, non so chi è stato ammonito della panchina dell'Olimpia. Tanto Zarantonello si rialza anche se un po' dolorante al costato. Due minuti e 12 intanto da giocare, si riparte con la rimessa a favore dell'Alta Marca. Abbiamo un po' perso anche noi com'era finita l'azione prima. Tocco in mezzo, lo scambio, attenzione, palla per Miraglia. Attenzione a Miraglia, guadagna campo, attenzione a Miraglia che ora può anche gestire il pallone, poi Cerantola, chiuso da Cristel, prova ad andarsene Cerantola, non lo molla Cristel, pallone termina a fondo campo, c'è la deviazione, no, è rimessa dal fondo dice l'arbitro. Con 1 minuto e 50 da giocare c'è il time out perché ho sentito una sirena lontana. Time out per l'Olimpia a 1 minuto e 50 da giocare, poi saranno 110 secondi da vivere con l'adrenalina qui al Pala Marchetti. Diamo un'occhiata agli altri campi, sono già finite ovviamente le partite di ieri con le vittorie di Lecco 4-3 sul Pordenone e Mantova 5-4 sul Modena. Cavezzo, poi oggi il Macamprata si è imposto 3-2 sul Leonardo Cagliari, stesso risultato per l'LD sul Futsal Cesena. Tanti gol a Mestre dove il Mestre Fenice ha battuto 7-5 il CDM Genova nel match fra Repubbliche e Marinare. 1-1 qua e 1-1 anche a Verona fra Olimpia Verona e Saints Milano. Con 1 minuto e 50 da giocare qui al Pala Marchetti. Riparte la rimessa di Veronesi per Cristel. Lancio lungo a cercare Rafinha, controlla Rafinha, braccato da Murga, palla per Hakimi. Hakimi che tiene il pallone in campo. Ancora Hakimi contro Caregnato, il tentativo di Hakimi sul primo palo, la palla esce. 1 minuto e 35, rimessa di Miraglia, vediamo se prova la rimessa lunga. Cristel
spinge alle spalle Carregnato, dice col petto, un po' di mani le ha usate. Primo fallo dell'Olimpia, permette quindi il calcio di punizione a favore della formazione di Pagana. Siamo distanti di più di 10 metri, già battuto da Murga, non ha tentato alla conclusione, mentre intanto c'è Baron come portiere di movimento per la formazione dell'Alta Marca, che quindi prova il tutto per tutto in questi ultimi 80 secondi. Attenzione a Cerantola, chiude Tiago in fallo laterale. Un time out è ora richiesto dalla panchina dell'Alta Marca, 1 minuto e 16 da giocare, ci fermiamo ancora per qualche istante. Si torna in campo, 76 secondi da giocare, si riparte col fallo laterale a favore dell'Alta Marca, che ha il quinto di movimento. Vedete Baron con la maglia numero 20 in bianco qui sotto la nostra postazione, già battuto. Baron e Murga a scambiare ancora, Olimpia a controllare i movimenti della formazione avversaria. Attenzione a Baron, Zarantonello, ancora Baron, Murga, poi Cerantola, palla in mezzo, recuperata da Veronesi, prova addirittura Veronesi, la palla esce di poco. È rientrato in campo, tanto in porta Miraglia che lancia lungo per Zarantonello, duello che continua con Cristel, anzi chiedo scusa, Carregnato. Questo è Zarantonello, rientra Baron, 40 secondi da giocare. Murga, Cerantola, Murga, poi Baron, attenzione ai movimenti, ancora Murga largo, attenzione a Cerantola che ha trovato spazio, poi però chiude Hakimi, ancora Cerantola, tenta il diagonale, Rafinha si immola in fallo laterale. 24 secondi, ancora un attacco per la formazione dell'Alta Marca con Murga che ha ricevuto palla. Cerantola, 17 secondi, ancora Murga, attenzione, palla in mezzo, sfila via il passaggio di Carregnato. Intanto Baron allontana il pallone. Quindi ammonito anche Baron, sono tantissimi cartellini sventolati oggi. Mancano 10 secondi, tornato Miraglia in porta, l'Olimpia quindi è di nuovo in possesso palla. La rimessa, vediamo, rimessa laterale dovrebbe essere. Infatti la palla era uscita in fallo laterale sul tentativo di Carregnato che non è arrivato a Zarantonello. Attenzione perché l'arbitro ha già iniziato a contare. Poi Hakimi prova il lancio lungo per Rafinha. Murga di mestiere, ultimi secondi, Miraglia col possesso palla, suena la bossina, fermata la capolista Alta Marca a Rovereto, 1-1. Le reti fermate da Modesto e Bazzanella praticamente nello stesso angolino della porta. È stata una bella partita intensa, tanti ammoniti, diversi falli, un po' di nervosismo, ma ora le squadre si abbracciano e salutano il pubblico che è stato grande protagonista anche oggi qui al Palamarchetti. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento prossima settimana, saremo in Sardegna contro Leonardo Cagliari, poi torneremo prima di Natale per affrontare il Pordenone qui al Palamarchetti, sperando in un bel regalo, ma già oggi
un bel risultato è arrivato per l'Olimpia Rovereto, 1-1 con lo Sporting Altamarca. Grazie, buona serata e appuntamento alle prossime partite. Zarantonello che poi lascia l'incarico a Murga, il destro di Murga è trovato da Tiago trova largo Christel sul secondo palo, un po' troppo potente per il laterale, rimessa già effettuata con Tiago che imposta, palla per Hakimi ancora Tiago, palla a scavalcare ancora per Hakimi che salta al sinistro di Hakimi, poi Rafinha che arriva Tiago, poi Mufakir, si chiude però la difesa, rimane in possesso l'Olimpia, prova Gastaldello, il destro di Gastaldello, para anche Bon con la maglia numero 8 per la formazione di Pagana, mentre l'Olimpia riparte con Tiago e Gastaldello, la finta di Gastaldello che va via Baron, il sinistro di Gastaldello, ci mette i pugni Miraglia. Rimessa per la formazione ospite, il tocco indietro Barone, il diagonale vincente da parte di Modesto che ha Fakir prova un colpo di tacco per Christel, non trova spazio ancora per puntare l'Olimpia, vediamo che riesce Gastaldello, poi Onzaka, si gira Onzaka, trova la porta, palla di Christel per Onzaka prova a girarsi, il pallone ancora in mezzo per Christel, sempre Christel a puntare, il tentativo di Christel, per lui c'è la formazione ospite, deve tornare indietro Zarantonello, pressing ancora dell'Olimpia, Baron intercetta Gastaldello, il miracolo doppio di Miraglia e dice la battuta va Baron, palla a spiovere, il destro di Murga, intervento di nuovo per Zarantonello, fa girare il pallone la formazione di Pagana, attenzione ancora a Cerantola contro Hakimi, Cerantola che si accentra al destro, la respinta di Veronesi, poi Tiago che deve però darla a Veronesi, palla per Tiago, poi Hakimi in profondità per Rafinha, elegante controllo, va via Rafinha, largo Christel, Hakimi, Miraglia anche lui, bravi, pallone in avanti, di nuovo Rafinha a recuperare, prova Hakimi, le finte, Hakimi di sinistro, secondo palo di Rafinha che non ha trovato, non riesce però a controllarla al meglio, tocca ora a Veronesi effettuare la rimessa, anche lui lunga per Rafinha che va via, lo chiude Zarantonello, Hakimi che cerca qualche buco, Hakimi niente, barriera ancora, di nuovo Hakimi, respinta ancora, terzo tiro, c'è Miraglia, ancora duello che si rinnova come prima, ancora Cerantola, la palla passa via, contropiede Olimpia, Tiago contro Baron, Tiago fuori, anzi era Carignani, ora decisione contestata ma la trattenuta c'è stata, che poi Christel sia caduto un metro avanti, intanto Rafinha, la palla che scivila poi Hakimi ancora per Christel, poi Rafinha in mezzo, attenzione a Modesto che anticipa Hakimi, deviazione di Rafinha in calcio d'angolo, Veronesi che poi non trova compagni per il lancio lungo, allora cede a Rafinha, quindi Hakimi, palla in profondità, Bazzanella il controllo, Bazzanella per Christel col destro, palla fil di palo, Altamarca, Olimpia che continua a provare a trovare almeno il gol del pareggio, tanto attenzione perché Baron ora anticipa Rafinha, il destro pericoloso di Baron, poi Cerantola va via Tiago, bravo Christel in scivolata, poi ancora Tiago per Bazzanella, poi la palla che era verso Christel, Cerantola e termina il fallo laterale, non è fortunata l'Olimpia, passaggio ancora Christel che anticipa, Christel con la puntata, palla fuori, 3:37, ricordiamo Altamarca con 5 falli a 0 addirittura,
il tocco per Hakimi in mezzo a Bazzanella, prova Bazzanella e lo mette nell'angolino per il la Rafinha, braccato da Murga, palla per Hakimi che tiene il pallone in campo, ancora Hakimi contro Caregnato.